Eccoci, buonasera a tutti e benvenuti a Osservatorio Akragas, la puntata 0 di una nuova stagione calcistica su Tele Akras che ringraziamo per averci ospitato. La formula del programma è semplicissima, soft, con tanti ospiti in studio, poi tanti servizi in scaletta rigorosamente targati Akragas perché la trasmissione è monotematica che nasce insieme in collaborazione con il club akragantino. Poi tante grafiche, i risultati, la classifica del prossimo turno, la classifica marcatori e come detto tantissimi contributi filmati che vi proporremo durante la trasmissione. Vi presento subito gli ospiti. Sono qui in studio con me il difensore dell'Akragas, Gigi Carillo. Buonasera e benvenuto Gigi. Buonasera a tutti. Al centro abbiamo il grande Ciccio Nobile, collaboratore dello staff tecnico, guidato dal grande mister Lello di Napoli. Buonasera Francesco. Buonasera, e benvenuto. grazie a voi. E poi abbiamo il collaboratore di Forza Akragas.it, Gaetano Di Caro. Buonasera Gaetano e benvenuto. Buonasera Davide, buonasera a tutti. Allora, puntata 0, una puntata dove analizzeremo nel corso di questa puntata quanto accaduto domenica scorsa all'Esteneto tra Akragas e Taranto e poi parleremo anche del prossimo turno dell'Akragas, la sfida sul campo del Matera di Gaetano Auteri. Ma prima vediamo i risultati della 10ª giornata del campionato di Lega Pro Girone C. L'Akragas ha pareggiato in casa 1-1 contro il Taranto, poi la partitissima Catania-Lecce è terminata 2-0, Catanzaro Melfi 2-2, Fidelisandria Cosenza è terminata 2-0, Foggia Monopoli 4-1, Fondi Siracusa 2-0, Messina batte Casertana 2-1, Paganese Juve Stabia 1-2, Regina Matera 2-6, Virtus Francavilla Vibonese 3-1. E allora focus sulla partita Akragas-Taranto, finita 1-1, era assente perché è squalificato Gigi Carillo che ha seguito la gara insieme a noi dalla tribuna e ha sofferto insieme a tutti i tifosi, a tutta la squadra bianco-azzurra per questo pareggio strappato nel finale alla formazione del Taranto. Allora Gigi, che Akragas hai visto domenica all'Esteneto? Sicuramente sapevamo, il mister sapeva, tutta la squadra sapeva che sarebbe stata una partita difficile, anche perché il Taranto non attraversava un momento eccezionale. Noi dal nostro canto, come tutte le partite, ce l'abbiamo messa tutta. Quello che ho visto da fuori è, come al solito, la grinta dei miei compagni e di tutti, anche dalla panchina. Quindi direi che può essere considerato un punto guadagnato perché per come si era messa la partita possiamo considerarlo assolutamente un punto guadagnato, anche perché il Taranto è venuto con grande cattiveria da Agrigento, ma noi comunque abbiamo saputo fare la nostra partita e siamo riusciti a strappare un punto che è importante e muove la classifica, quindi rimaniamo comunque in zone abbastanza tranquille per ora, ma anche se non è importante adesso guardare la classifica, a mio avviso, perché bisogna giocare partita per partita e quindi pensiamo già al Matera. Ciccio Nobile era in panchina a seguire Akragas-Taranto, anche tu hai sofferto tantissimo per un Akragas che ha giocato un discreto primo tempo e uno straordinario secondo tempo. Pareggio alla fine giusto e meritato per i nostri giganti. Ecco, hai detto giusto, i nostri giganti. Diciamo che eravamo sotto e abbiamo ripreso una partita che solo questi ragazzi potevano riprenderla, perché Davide, in altre occasioni secondo me avremmo perso 3-4-0, perché poi la squadra sarebbe disunita. Invece questa squadra ha dimostrato di essere unita, di tenere alla maglia e di dare tutto per l'Akragas. Tanto è vero che abbiamo pareggiato. Abbiamo anche rischiato di vincere, qualcuno, con Longo al 94esimo. Qualcuno fuori di tanto. Qualcuno diceva, se loro facevano il 2-0, io ti posso dire, ma se noi facevamo l'1-0 con Marino, cioè, come qua ad Agrigento, qualche giornalista che in questi anni ha seguito la Serie A, ora si ritrova a seguire la Lega Pro, ma se ne vada di nuovo a vedersi la Serie A, perché quelli che ci stanno facendo un po' male sono proprio qualche giornalista che non viene a vedersi le partite, non viene a vedersi gli allenamenti, non ci segue,
però poi fa dei commenti fuori luogo, perché poi quando tu dici che i giganti sono il Taranto, o che giochiamo male, o che arrocchiamo il pallone, cioè questo fa male, perché poi io vedo che magari non me ne vogliano, guardo il lunedì il Rai Sport e vedo che parlano bene dell'Agas. Sai, ormai ho 50 anni, posso dire, mi sto confondendo le idee, dico, ma come là parlano bene, qua parlano male. Ancora non hanno capito che se oggi sono giornalisti di Lega Pro è perché l'Agas è Lega Pro. Arrivano soltanto complimenti dagli altri club, anche da altri colleghi giornalisti per quest'Agas. L'Agas dei miracoli la stanno definendo. Una squadra giovane, nuova di zecca, che sta disputando un buon torneo. Poi siamo tutti bravi a dire mancano 2 giocatori, mancano 3 giocatori. Ma possono dire pure ne mancano 4, 5, 6, 7, perché 2 e 3? Possono mancare pure 7 giocatori, 8 giocatori, no? Cioè, qualcuno, secondo me, sta perdendo l'obiettivo, quello dell'Agas. L'obiettivo dell'Agas, scusami Ciccio, dichiarato dalla dirigenza a inizio stagione. Prima del ritiro precampionato, salvezza tranquilla anche all'ultima giornata. Ecco, però se poi andiamo a fare paragoni con l'anno scorso, perché a me mi dispiace, perché poi alla fine sono stati dei grandi giocatori, giusto? Però mi dispiace quando vanno a fare paragoni con l'anno scorso, siamo 3 punti in meno, però poi 12 partite abbiamo fatto 3 punti. Allora, io voglio dire, stiamo tutti assieme, cerchiamo di remare tutti dalla stessa parte, perché questa è una squadra giovane, anche il mister che è andata Napoli, sotto, che salutiamo affettuosamente. È andata sotto a Lecce, magari sarà stata la... Primo tempo 2-1 a Lecce, e poi ci siamo tra gli applausi. E poi siamo stati a fondo. Questa partita era difficilissima, l'abbiamo ripresa. Io non ho visto poi come qualcuno dice non abbiamo giocato, come hai detto tu al secondo tempo eravamo là sempre sul pezzo. Ha dominato nella ripresa. Allora è normale, no? Tranne il palo meraviglioso di Bollino per il Taranto, che ha ricevuto tra l'altro gli applausi dello sportivissimo pubblico di Agrigento. Ma ci sta, però se tu vai a vedere il palo, cioè sull'1-0, no? Noi cerchiamo di fare gol. Qualche cosa dobbiamo concederlo. Perfetta, no? La tua analisi del match, anche il commento post gara. Gaetano Di Caro ha seguito per Forza Akragas la partita di domenica contro il Taranto. Che gara hai visto, Gaetano, intanto? Io ho visto una gara molto equilibrata, penso che il pari alla fine sia stato il risultato più giusto. Sì. Comunque non ho visto assolutamente una cattiva Akragas. Il Taranto comunque proveniva da una sconfitta interna con 3 fondi, hanno cambiato allenatore, quindi avevano questa voglia di fare risultato. Dal canto suo però comunque l'Akragas rispetto allo scorso anno, visto che si fanno dei paragoni con lo scorso anno, ne ha perse 7 di fila in casa, ancora rimane imbattuta. È vero. Ha 2 punti in meno. Va bene, però non dimentichiamoci che lo scorso anno la squadra annoverava giocatori di Serie A, Capuano o anche di Serie B come Madonia, e quest'anno sono tutti giovani. Cioè siamo una sorta di... Io faccio il paragone col Pontedera. Il Pontedera è già qualche annetto che usa questa politica di lanciare giovani, viene sempre elogiata. Io sento spesso durante le settimane i colleghi delle varie avversarie e fanno solo dei complimenti a questa squadra. Poi non dimentichiamoci che comunque di questi 12 punti che abbiamo in classifica, 4 l'abbiamo presi tra Catania e Foggia, subendo 0 reti. L'ultima gara, Monopoli terzo in classifica con 17 punti, ne ha presi 4. Lecce, Juve Stabia, che si trovano al primo e al terzo posto, ne hanno presi 3 e 2. Gigi Carillo è un Akragas, come detto anche dal collega Di Caro, che in casa non perde, è imbattuta da tanto tempo, la squadra bianco-azzurra, però soffre di pareggite, in casa 5 pareggi, 4 pareggi consecutivi in queste ultime 4 giornate. Qual è la migliore medicina, ecco, per guarire da questa pareggite, chiamiamolo così? Sicuramente è importante vincere in casa, è quello che cerchiamo di fare ogni volta che giochiamo nel nostro stadio, ma sappiamo che quando non si può vincere la partita cerchiamo di non perderla, ovviamente.
Sono arrivati questi pareggi in casa poi per qualche errore individuale o per qualche errore di squadra, o anche per un po' di sfortuna, direi, ad esempio contro l'Andria al 94esimo abbiamo preso il gol da lontano, ma io penso che anche quando giochiamo nel nostro stadio dobbiamo cercare di più di controllare la partita. Questa è magari una cosa che possiamo e dobbiamo migliorare, perché fuori casa facciamo molto bene, ci difendiamo bene, ripartiamo bene e magari riusciamo a fare anche le azioni con più fluidità. In casa non so perché, magari potremmo dare a vedere qualcosa in più, perché noi mettiamo sempre l'anima in campo tutti e purtroppo i risultati in casa quest'anno stanno arrivando poco, però come ho già detto è importante sempre, se non si può vincere la partita, almeno non perderla. Quindi cercheremo sempre di migliorarci, ovviamente speriamo soltanto che possano arrivare presto i 3 punti in casa. E diamo uno sguardo alla classifica del campionato di Lega Pro Girone C. Dopo 10 giornate in testa ci sono 2 formazioni che si affronteranno nel prossimo turno, Lecce e Foggia a quota 23, poi Juve Stabia 22, Matera prossimo avversario dell'Akragas 21 punti, il miglior attacco del campionato, Cosenza 19, Monopoli 17, Fondi 14 e poi Akragas, e Casertana 12 punti, Regina e Francavilla 11, Paganese, Taranto, Messina 10 punti, Catania, Catanzaro 8, Siracusa 7 punti, ultime Vibonese e Melfi con 6 punti in classifica. Francesco Nobile, è una bella classifica quella dell'Akragas con 12 punti, siamo a ridosso delle squadre più forti del campionato e ci sono ancora tantissime giornate da giocare. Appunto, io guardo dietro, non guardo, obiettivo salvezza, non da ottenere guardo il prima avanti, possibile. sì, perché il nostro obiettivo è quello di salvarci. Dico, oggi lo stiamo rispettando, poi se viene qualche altra cosa in più meglio, però non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo, perché in questi giorni si parla solo di questo. Se avremmo vinto le 3 partite avremmo 18 punti, faremmo, no, non è così. Noi dobbiamo restare con i piedi per terra, dobbiamo solo pensare a salvarci, che è la cosa più importante, perché il nostro obiettivo è quello, non lo dobbiamo perdere di vista. Poi, come ti dicevo, una squadra giovane e come ho detto in precedenza, come è stata a Catania la vittoria dell'incoscienza. Qualcuno diceva perché la vittoria dell'incoscienza? Perché, caro Davide, tu hai giocato, io ho giocato in categorie basse, però ti posso dire che quel pallone di Zanini io me ne sarei andato direttamente nella bandierina. Non avrei mai pensato, cioè, ma poi alla mia l'azione è bellissima, il cambio gioco di Fausto Coppola meraviglioso, invece questa alla squadra, Pirlo, bravo, dalla fascia destra alla fascia sinistra. Questa Zanini squadra prende la palla e va in porta. Questa squadra ha questo. E poi la corsa di Lello di Napoli verso i tifosi dell'Akragas. Indimenticabile. Pensa, questa squadra ha questo obiettivo, che quando è in campo pensa di vincerle tutte le partite, poi magari non ci riusciamo, però non per nostre diamo pure meriti magari alle altre squadre. Poi può succedere pure che noi possiamo giocare male, può succedere, può succedere pure che magari il pubblico come domenica ci può restare male, però poi nessuno... Il tifoso vuole sempre vincere, però partiamo da questo presupposto. Davide, nessuno ha evidenziato una cosa, che quando siamo stati sotto la curva i ragazzi ci hanno fatto i cori, cioè ci hanno incoraggiato. Poi è normale che poi c'è qualche altro coro dove vogliamo vincere, ma quello fa parte dei ragazzi, cioè, ma i ragazzi non sono contro di noi. Invece io leggo dalla stampa contestazione, ma quale contestazione? Se poi la contestazione è perché io vado a parlare con un tifoso, il mister ha una veduta diversa da un tifoso, oppure magari siamo fra amici, in quel momento abbiamo delle vedute diverse e magari tu vai a scrivere che c'è la contestazione in atto.
Questo fa male a tutti. Ti fermo, Ciccio, perché parlavi giustamente di presunta contestazione a fine gara. Il mister ha fatto anche una conferenza stampa insieme al vicepresidente, al dirigente Peppino Tirri in settimana, e ha parlato anche di quanto accaduto, non accaduto nel dopogara Akragas-Taranto. E allora ascoltiamo mister di Napoli in questa intervista, sentiamolo. Sono venuto qui con grande entusiasmo. Per me è un'esperienza importantissima e sono lusingato di rappresentare l'Agrigento. Per me quello che conta è solo il lavoro, e che credo che in questo momento qua questa squadra mi stia dando le soddisfazioni, anche se non quelle che magari 2 pareggi in casa possono sembrare 2 sconfitte, però diamo seguito e vedo sempre il positivo. Io mi sento uno di loro, io sono dispiaciuto per quello che è successo domenica, perché un mio collaboratore ha avuto una discussione con una persona in tribuna. Spero di poterla incontrare per chiedere scusa di persona, perché io sono il responsabile del mio staff, quindi se a fine partita c'erano un po' gli animi accesi probabilmente abbiamo sbagliato. Io sono sotto la curva per ricevere e ascoltare il tifoso. Mi sento uno di loro. Io qui ho vinto un campionato, per me rappresentano il nostro 12° in campo, dobbiamo dargli soddisfazione, dobbiamo cercare sempre, e sono contento che la squadra lotta fino alla fine, io voglio quello. Io domenica non ho parlato perché ero un po' provato a fine partita, però io credo molto nel gruppo. Tiago domenica, per qualcuno che ha scritto che ho sbagliato formazione, non ho potuto dare una mia versione, questo non è un giustificare, purtroppo ognuno di noi si sente di poter dire la sua, ed è giusto che sia così, perché questo è il bello del calcio, però alla fine l'allenatore è uno e decide per l'allenatore, perché io sono pagato per questo e so che devo prendere a volte pure delle decisioni impopolari. Tiago è un giocatore per noi di una importanza notevole, la sua assenza l'abbiamo sentita in queste 10 partite, però io credo molto nel gruppo e nel rispetto del gruppo. Domenica Tiago me lo sono portato in panchina, ha aspettato il suo turno, l'ho fatto rientrare, ma io ho avuto rispetto per Riggio, che per 10 partite è stato chiamato in causa diverse volte, e quindi mi sembrava doveroso che Christian avesse lo spazio che gli meritava, perché a Lecce c'è stato lui, a Catania c'è stato lui, domenica ha fatto molto bene lui, un giovane promettente, e quindi io, per rispetto di tutti quanti, ho fatto questa scelta di portare Tiago in panchina per rispetto del gruppo. Per me conta molto più il gruppo che il singolo. Abbiamo visto già le immagini, dobbiamo affrontare una grossa squadra, bisogna avere entusiasmo e coraggio, andiamo a giocarcela come sempre, come siamo andati a giocarcela a Foggia, a Catania, come sempre. Noi abbiamo uno spirito battagliero, non dobbiamo perdere quello. È normale che obiettivamente a noi ci manca un po' di qualità nel palleggio, dobbiamo cercare di migliorare quello, sicuramente cresceremo. Queste dunque le parole di mister di Napoli in settimana. Ha chiarito un po' quanto accaduto dopo la gara contro il Taranto. Francesco Nobile. Il mister ha detto delle cose giuste, per questo ti dico io, se qualcuno al di fuori vuole mettere i tifosi contro la squadra o la società non ci riesce, perché ti posso dire che noi tutti abbiamo rispetto per questi tifosi. Infatti ti voglio dire, la prima cosa che ha detto il mister a Foggia era quella di elogiare i nostri tifosi perché non sono venuti, oltre al presidente che aveva fatto gli anni, ma lui subito ha pensato ai tifosi perché ci seguono sempre. Allora questa rottura non ci sarà mai, come qualcuno poi va dicendo o va scrivendo. Ci saranno magari partite che andranno male, però siccome io conosco i tifosi, perché io sono un tifoso, voglio dire che i tifosi vogliono bene l'Agras, e noi sappiamo che se a volte a fine partita si dice qualche cosa, si dice perché vogliono sempre vincere come vogliamo noi. Ed è giusto che ci sia un gol, perciò dico a qualcuno si metta l'anima in pace, se ha gli attributi di dirlo lui che la squadra va male, ma non addossi la
la responsabilità ai tifosi dicendo che c'è contestazione o meno, perché i tifosi non hanno mai contestato l'Agras perché sono loro, l'Agras sono loro e non la contestano. Possono dire qualche cosa e se lo possono permettere, ma non hanno mai contestato l'Agras domenica. Qualcuno se lo può scordare questo. Prima di parlare del prossimo turno dell'Akragas, ma anche delle altre formazioni, rimaniamo sulla classifica. Vorrei chiedere a Gaetano Di Caro che ne pensa di questo torneo di Lega Pro, se è un torneo equilibrato, Lecce e Foggia in testa, il Matera sta uscendo alla distanza e poi faticano in basso squadre come Taranto, appunto, anche il Francavilla che gioca un buon calcio, anche la Paganese, il Messina ad esempio. Gaetano. Questo testimonia che alle volte non fanno le grandi squadre, diciamo, non le compongono i grandi nomi, Sì. ma la volontà, cioè non sempre la qualità del giocatore che c'entra, sì, però soprattutto diciamo, quello spirito di voler giocare in determinate anche categorie, di mettersi in mostra. Ma, se controlliamo la classifica è molto, ma molto equilibrata, il girone C lo reputo quello, non perché ci gioca l'Akragas, ma lo dicono i numeri, quello diciamo più equilibrato di tutti. Comunque se vediamo l'Akragas lì, anche Casertana che sono a 12 punti, vediamo comunque l'ultima in classifica ne ha 6 se non sbaglio, quindi la metà. Melfi prossimo avversario dell'Akragas all'Esseneto, quindi è un torneo girone equilibrato sia per quanto riguarda l'alta che anche sì, perché il comunque, centro e la bassa classifica. Comunque alla fine lì sopra se la andranno a giocare Lecce, Foggia, Juve Stabia, Matera. Aggiungerei anche il Cosenza. Chi sta facendo fatica un pochettino diciamo è sì Taranto, Messina, anche il Catania, ma per via anche di questa serie di penalizzazioni che ovviamente influisce sia mentalmente che anche in generale. Gigi, è ancora presto per dirlo, ma un confronto tra il campionato di quest'anno e quello dell'anno scorso. Tu l'anno scorso giocavi con la Juve Stabia. Che confronto, che primo consuntivo puoi tracciare? Sì, secondo me sicuramente tante squadre hanno perso qualcosa, ma ce ne sono altre che ne hanno guadagnate, quindi penso che come tutti gli anni, come è stato fino adesso, penso che il girone C sia quello più combattuto, diciamo, più battagliero. Sia quello più battagliero, sì, sì, è vero. Il più duro da affrontare. Infatti ci sono tante squadre, sappiamo, Lecce, Foggia, Juve Stabia lottano per la vetta, piazze importantissime, piazze che hanno sempre calcato palcoscenici importanti, quindi sicuramente lo reputo il girone più tosto. E oltre alla lotta per la vetta ovviamente c'è la lotta per la salvezza, che forse è un altro campionato, ma è forse ancora più duro da affrontare. E quindi assolutamente lo reputo il girone più difficile rispetto all'anno scorso. Come ho già detto, tante squadre hanno perso qualcosa, altre hanno guadagnate, quindi comunque come livello di difficoltà diciamo che direi che è lo stesso più o meno. Comunque la classifica dell'Akragas, Gigi, è davvero molto bella. Sì, la classifica, ripeto, in questo momento ci sorride, ma ripeto... Nonostante le grandi difficoltà dell'Akragas, l'assenza di Marino, sì, di Casè. Abbiamo avuto tante assenze, prima Marino, poi Tiago è stato fuori tanto, sì. E abbiamo avuto diverse partite in cui altri giocatori, ad esempio Salandria, hanno avuto piccoli infortuni che comunque hanno colpito giocatori importanti per la squadra, ma comunque sono sicuro e si è visto che gli altri giocatori hanno sostituito alla grande quelli che erano assenti. Però ripeto, la classifica a me non piace guardarla in questo momento perché può soltanto distoglierci dall'obiettivo. Secondo me è importante vivere l'anno partita per partita. La tua favorita per la vittoria finale, Gigi? Questa è una risposta difficile ancora, da dare. Ovviamente è presto per dirlo. È presto, però... sì, ma io penso che, come ho già detto, le più attrezzate siano Lecce, Foggia e Juve Stabia. Per me... La tua ex squadra, Juve sì, Stabia. La Juve Stabia ha fatto una grande campagna acquisti quest'anno e 4 penso gol al possa Foggia lottare per la recentemente, sì. la squadra
Sì, ha veramente vinto, tosta. ha vinto col Foggia, tra l'altro per 4-1, quindi un risultato importante. L'apoteosi al Poi, Menti sì, di poi la Castellammare di piazza Stabia. è quello che è una piazza calda Sì. e quindi importante, quindi penso possano lottare per la vetta. Sentiamo Ciccio Nobile sulla la vittoria finale. Chi potrebbe spuntare alla fine? In queste tre squadre metterei pure il Matera, perché Il Matera, sì. Matera, Ha il bomber del campionato, Negro. sì, Un ma osso poi duro c'è un da marcare. allenatore, Adesso ne parleremo, Gigi. c'è un allenatore come Auteri che Grande allenatore. è Gaetano un Auteri. mago. E poi non ti nascondo che potrebbe uscire fuori il Catania, perché il Catania ha una grande Del nostro ex squadra, allenatore sì. Pino Rigoli. Ti dico, questi 5 secondo me fino all'ultimo se la possono giocare, anche se il Catania è dietro. Volevo dire una cosa, di queste 10 gare ho un rammarico, Quale? quella di Fonde. Ti dico perché, perché se a Fondi eravamo tutti in condizione, non so cosa Ricordiamo quello che è successo prima. magari della gara di nessuno ne ha Fondi, parlato, però il lungo viaggio. il lungo viaggio, ma sappiamo Giocatori tutti che non giocatori stavano che bene non stavano bene, fisicamente. 10 giocatori, 12 giocatori, non abbiamo fatto neanche la rifinitura. Dico, Perché stavano male. E questi giocatori e questo allenatore con lo staff, la dirigenza non ha mai fatto trapelare, non ha mai detto però noi c'erano i giocatori, per questo ti dico che stiamo facendo un grande. Secondo me Mister Napoli ha detto, non troviamo scusanti. io penso sempre di abbiamo giocato 9 partite, abbiamo 12 punti, perché per me quella partita non l'abbiamo E il pareggio giocata. che ti brucia maggiormente, Ciccio, qual è? Magari uno in casa che ti brucia in maniera particolare. Con la Vibonese. Quella partita La prima di campionato. mi brucia perché... Gol di Saraniti, tra l'altro, l'ex Cragantino. Sì, per il modo come è venuto il pareggio, ecco, quello mi brucia, perché là potevamo portare in porto la partita, dico con il Catanzaro, però quella partita là secondo me avrebbe dato Il match di ritorno è in programma il 26 di dicembre per Santo Stefano. a Vibo Valencia. Eh sì, saremo lì. Che poi, guarda che la Vibonese poi ha pareggiato in casa con Lecce 2-2, dico. Però dico, era il Gare modo scontate in questo campionato non ce ne sono, Quello Davide. è certo e sicuro, è matematico. Allora, nessuno avrebbe mai scommesso che noi avremmo fatto punti a Catania o a Foggia. Cioè, io ricordo che a Foggia si parlava 3-4-0. Limitiamo i danni, qualcuno C'era ha scritto. molte persone che mi dicevano 4-0 poi gli dite che si ferma perché se no i ragazzi... E invece a quasi fine quasi primo tempo ti il loro posso- presidente, complimenti. Complimenti, ti posso dire che molta gente... E poi mi hanno colpito anche, Francesco, le tue lacrime a fine partita. vabbè, ma Lacrime sai di perché gioia, di... le mie lacrime di gioia sono per loro, perché li vedo contentezza, lottare. Sì, perché io non lo so, siamo abbracciati a fine sarà, partita perché sarà la vecchiaia. Avevamo perché- capito che l'Acragas lì ha fatto veramente un Sì, capolavoro. sì, io E ha sono- rischiato anche di vincere a Foggia. Bravo. È Con Russo, io ho visto, Sabelli, abbiamo Gomez. vinto a Catania, sono rimasto Zanini. scioccato, qualche lacrima, però a Foggia di più perché, sai perché? Perché ci davano tutti morti. Invece ho visto questi Sconfitti ragazzi, in partenza, dai. questi ragazzi ho visto veramente quello che danno in campo. E allora, poi sai, sono lacrime di gioia che ti fanno bene. Spero che me ne facciano fare tante. Tante. Allora, anche il direttore sportivo Salvatore Catania è soddisfatto dell'andamento del campionato fin qui svolto dai bianco-azzurri. Allora, ascoltiamo Salvatore Catania che parla anche del prossimo turno dell'Acragas contro il Matera. Vediamo l'intervista. Di solito a me i conti piace farli sempre alla fine, a fine campionato uno poi tira le somme della stagione in toto, però è chiaro che se mi chiedi oggi di tracciare un consuntivo di questo primo inizio di stagione non può essere che più che positivo, perché in base ai programmi e al progetto che si è creato in estate penso che siamo in pieno diciamo, obiettivo, nel senso che ci troviamo all'8° posto in classifica a 12 punti.
se andiamo ad analizzare un po', non perdiamo da sei gare, quindi siamo al sesto risultato utile consecutivo, tolta la trasferta di Fondi, dove insomma anche là ci sarebbe da fare un'analisi per come è arrivata più che altro la preparazione alla gara nostra e anche quella del Fondi. Insomma, tolta quella diciamo, sconfitta, non siamo mai, a parte domenica, andati sotto. Domenica è stata per la prima volta la prima domenica che la squadra si è trovata sotto di un gol, è passata in svantaggio, però siamo riusciti, abbiamo avuto anche la forza e la reazione nervosa per poterla riprendere, quindi vuol dire che la squadra è viva, ha lottato, reagisce e ha anche le capacità tecniche, tattiche e nervose per poter riprendere anche i risultati. Quindi voglio dire, l'analisi ad oggi dopo 10 gare di campionato non può essere che positiva, è ancora presto per tracciare diciamo, un definitivo bilancio, però penso che siamo sulla buona strada. Il Matera è sotto gli occhi di tutti, è un blasone importante costruito per vincere, allenata da un allenatore vincente che ha vinto parecchi campionati, che conosce benissimo la categoria, che domenica ha vinto a Reggio Calabria, sicuramente in uno stadio difficilissimo per 6-2, quindi è normale che sulla carta sembrerebbe una trasferta proibitiva, però è chiaro che quest'Agragas ha dimostrato invece al contrario che in campo che è dura a morire, sarà difficile per il Matera batterci, perché i ragazzi venderanno cara la pelle, sono sicuro che come hanno fatto a Catania, come hanno fatto a Foggia, ma anche a Lecce, soprattutto nel primo tempo, eravamo anche riusciti ad andare in vantaggio, e penso che sfodereranno una grande prestazione e quindi il Matera ci deve mettere del suo per batterci. Bene, abbiamo ascoltato il direttore sportivo Salvatore Catania, molto fiducioso per la trasferta di Matera in programma domenica. Torno da Gaetano Di Caro per chiederti, Gaetano, cosa ti piace di questa nuova Akragas? Cambiata quasi del tutto, soltanto in 3 sono rimasti rispetto alla scorsa stagione. No, ma mi piace perché è una squadra che combatte dal primo all'ultimo momento. È una squadra, come ripetiamo sempre, l'attaccamento alla maglia. Giovane, sì, giovane perché sono dei giovani valorosi, ma anche che si vogliono mettere in mostra. Sono dei giovani comunque che alcuni relativamente giovani perché di età magari, ma già hanno 3-4 campionati alle spalle Lega Pro. È una squadra che comunque mi piace anche dallo stesso mister, non si punta, diciamo qui non ci sono delle cosiddette prime donne, tutti fanno un unico gruppo, sono tutti uniti, quindi nessuno gioca diciamo per il singolo, ma giocano tutti per il gruppo. E questo è un Akragas che mi piace, anche lo stesso mister si vede che non è uno sprovveduto ma abbastanza preparato, la squadra gioca, forse magari ha un po' di difficoltà in casa perché come anche l'ha ripetuto lui stesso ci manca forse qualche palleggiatore, ma tutto sommato i punti al momento danno ragione all'Akragas. Francesco Nobile, tu hai conosciuto, amato tantissime Akragas, questa Akragas che parte ha, che posto occupa nel tuo cuore? Anche se ovviamente è ancora sempre presto per dirlo, però. Per me, quando indossano la maglia dell'Akragas, fanno già parte del mio cuore, perciò già loro sono entrati dentro il mio cuore. Di diritto nel tuo cuore. Sì, perché questa gente che è venuta già quando viene ad Agrigento, indossa la maglia e viene ben volentieri, vuol dire che merita di stare a Agrigento, perché noi parliamo, però ti posso dire una cosa, che Agrigento ha fatto giocatori e allenatori, perché di qua sono passati allenatori che sono andati in Serie A e giocatori che sono stati in Serie A, perciò Agrigento non è l'ultima spiaggia come qualcuno pensa. E allora per questo ti dico, loro
quando diciamo giovani, però per me a 20 anni non sono più giovani, loro lo sanno, il mister glielo dice, non deve essere un alibi essere giovane, perché se erano giovani avremmo avuto 3 punti. Se parliamo di giovani così, invece loro sono giovani ma buoni. Allora complimenti a chi ha costruito la squadra, a Peppino Tirri, questo ti voglio dire, complimenti a Tirri, ai due presidenti, ai presidenti Giovannini e Alessi, e a tutti quelli che hanno scelto questi ragazzi, hanno accettato la campagna acquisti. Perché poco fa ti dicevo, io qualche allenatore conosco, quando mi dicono sai, avete migliori giovani, o qualche direttore sportivo, qualche procuratore dice sai questo potrebbe fare la Serie B, sai questo piace, cioè ti fa piacere, vuol dire che la società ha scelto il meglio, poi alla fine sarà sempre il campo a dire chi ha avuto ragione o meno, però il verdetto del campo. Io mi butterei dentro... Il giocatore che ti ha colpito maggiormente dell'Akragas per qualità tecniche e anche umane? No, se ti va di fare un nome? No, per me tutti, però se devo essere sincero, io avevo visto giocare lui l'anno scorso, no, perché davanti. Io sono innamorato calcisticamente di Carillo, l'ho voluto proprio apposta ospite alla prima puntata. E ti dico una rivelazione straordinaria. Che mi ha sorpreso. Sì. Perché l'avevo visto giocare, però devo essere sincero, non lo ritenevo pronti via subito, dico maturerà vicino a Thiago, però invece ha dimostrato di saperci fare, il ragazzo. Non di saperci fare in queste categorie, ma come lui a tutti quelli che sono venuti, poi c'è Salandria, questa è gente che secondo me fra 1 anno o 2 anni sentiremo parlare di loro e questo farà piacere a noi. Sentiamo Gigi Carillo, potrebbe essere l'anno della tua consacrazione, anche se sei ancora giovanissimo. Sicuramente io... Stai facendo benissimo, tutti parlano di te, i voti sono sempre alti anche dai colleghi giornalisti delle altre formazioni. Questo ti gratifica sicuramente. Sicuramente sono gratificazioni importanti e che danno sempre più stimoli, ma io mi ritengo una persona molto ambiziosa e qualsiasi cosa faccio voglio farla bene. Se ho intrapreso questa strada significa che non voglio fermarmi sicuramente qui, ma cerco sempre di lavorare ogni giorno, partita dopo partita, per migliorarmi e per come dire, arrivare in alto, più in alto possibile. Sicuramente non voglio pormi dei limiti, dico arrivo in Serie B, in Serie C, in Serie A, dove riesco ad arrivare arrivo, io ce la metto tutta giorno dopo giorno, lavoro sempre con umiltà e sacrificio e alla fine tireremo le somme. Cos'è per te l'Akragas? Che giudizio puoi darmi anche sulla società, sull'ambiente akragantino? Da 4 mesi ad Agrigento, Gigi Carillo. Ad Agrigento sto benissimo. E infatti ringrazio la società, la squadra, l'ambiente perché mi sto trovando davvero molto bene e sinceramente non mi aspettavo di trovare questo e ero un po' scettico, ma ho trovato veramente un ambiente eccezionale che per un calciatore è l'ideale veramente. Tu sei stato anche a Catania alcuni anni fa, nella primavera del Catania. Sì, sicuramente il blasone è diverso e il Catania comunque ha fatto la Serie A e quindi c'è un po' di differenza, ma comunque ritengo Agrigento una piazza veramente molto importante per questa categoria, merita di mantenere la categoria per l'ambiente, per la società che è eccezionale, sta vicino ai calciatori e anche la città, quindi è tutto, definirei tutto positivo per la crescita di un giocatore. Quindi sono davvero molto contento di aver fatto la scelta di essere venuto qui e penso possa essere davvero molto importante per la mia crescita e chissà, magari per un salto prima o poi. Te l'auguriamo di cuore. Un altro, sì. Una maglia, no? Sia lui. Assolutamente sì. Io perché ti dico quello? Perché noi vediamo anche in Serie A, no? Difensori sono rari.
perché poi lui è a 20 A me ricorda molto Bonucci. 20 anni, bravo, 20 anni, 21 anni, mentre tu prendi Carrotta, Longo, Salandria, Coppola, cioè Coppola, parliamo di Coppola è 95, cioè fortissimo. che fanno quello... Coppola 97 se non ricordo male. Mamma mia. 96, Che giocatore Cocisse, Diego, cioè, potrebbe Gomez, Occhio anche a Garcia. Salvemini, cioè dico, li vedo giocare, però siccome lui gioca in un ruolo sembra delicatissimo, perché avere già là, alle spalle sai, lui ha dimostrato un curriculum già di essere per come maturo. gioca. Un altro che si è ambientato benissimo ad Agrigento è Lollo Longo, Lorenzo Longo, che ascoltiamo in questa intervista, parla del momento buono dell'Akragas e vuol segnare contro il Matera del suo ex allenatore Auteri. Ascoltiamolo. Io penso che queste prime giornate stiamo andando sulla media, perché abbiamo fatto 12 punti, siamo ottavi in classifica, quindi il rendimento è ottimo, però ci rimangiamo le mani per i 4 punti, anzi forse i 6 persi con Vibonese, Regina e Andria. Questo per me, per noi è il nostro rimpianto, però per il resto stiamo facendo il nostro campionato, secondo me anche al di sopra delle aspettative, perché siamo la squadra più giovane del campionato, quindi siamo molto contenti, però sappiamo che possiamo fare ancora di più. I tifosi, io capisco il dispiacere di questi 5 pareggi per i tifosi, però chiedo di starci sempre più vicini, perché noi abbiamo bisogno di loro. Loro sono il nostro 12° uomo in campo e vedere tanta gente allo stadio che ci sostiene ci farebbe ancora più bene. Per me è una gara particolare a Matera, perché ho vissuto 6 mesi difficili proprio con il mister Auteri. Non ho trovato spazio, quindi vorrei prendermi una rivincita e magari fare il risultato, come vorrei anche realizzare qualche gol, iniziare a segnare in questo campionato. L'anno scorso mi è andata bene a Matera e spero che mi ripeto quest'anno. Lorenzo Longo, attaccante dell'Akragas, Longo che ha fatto doppietta all'esordio dell'Akragas in questa stagione contro il Siracusa, poi Longo ha avuto un calo fisico ma adesso sta crescendo e si è ripreso il posto di titolare. Francesco. Come hai detto tu, lui è uno di quelli che ha sofferto sì. molto. E tu, siccome viene con noi, sai già tutto. Ora si sta riprendendo. Sono contento per Lorenzo che ha ritrovato e sarò sicuro che ci farà la grinta, fare il sorriso soprattutto. Ci farà fare il salto di qualità. Un giocatore straordinario. Sì, sì. Ma dico, io non voglio parlare dei grandi, parlo dei piccoli, perché dei grandi dico parlare di Marino, Cucuzza, magari di Sepe, che un ragazzo che l'anno scorso faceva l'eccellenza, quest'anno si sta comportando bene. Foggia è stato semplicemente Pezzella, dico, meraviglioso. Cioè, parlare dei grandi, Sepe, dico, l'uruguaiano. Dico, questa è una squadra che a me piace tanto, dico, rispecchia veramente Agrigento, perché Agrigento aveva bisogno di questi ragazzi che fino all'ultimo ci daranno la gioia e ci faranno gioire tutti assieme, perché secondo me questo è l'anno del rilancio dell'Akragas, sia come società che come ambiente, perché tutto passa da quest'anno, caro Davide, perché come hai detto tu, lo ha detto la società Tirri, in all'inizio, conferenza stampa, stiamo gettando questo, le basi per costruire un grande futuro. Eravamo ad un bivio. Sì. Ricordiamo l'estate turbolenta dell'Akragas. Siamo andati avanti e dico che non ci poteva essere scelta migliore, anche perché poi è stato preso, parlo sempre una cosa personale, ma confortato da amici che masticano il calcio, di aver preso i migliori ragazzi che c'erano in circolazione, più quelli diciamo un po' più grandi, si è fatto un mix. Poi a gennaio poi si vede, come la gente magari poi a gennaio, pensiamo a ora, questi 2 mesi. Magari poi ci sarà qualcuno che dirà a gennaio no, stiamo bene, non prendiamo più a nessuno perché stiamo bene, perché non sempre tu prendi un giocatore e ti risolve, può venire pure qualcuno che può distruggere. Allora io penso che la società sta valutando se prendere e a chi prendere.
perché se dobbiamo prendere un nome a caso, tanto per fare un nome o dare alla piazza in bocca e poi dovremo avere problemi, noi stiamo benissimo come stiamo. Dobbiamo fare gli auguri, un grosso bocca al lupo da Andrea Scrugli, che la prossima settimana sarà operato al ginocchio destro. Anche stamattina Andrea ha seguito i compagni di squadra, ci siamo abbracciati, ci siamo stretti la mano. Gigi, cosa possiamo dire? Sicuramente ad Andrea un ragazzo sfortunato. Sicuramente, possiamo solo fargli i migliori auguri per una pronta guarigione, è un ragazzo eccezionale, sia dentro che fuori dal campo. Un calciatore, sappiamo le sue qualità e il suo passato anche, quindi un giocatore anche se nel 92 era già molto esperto per la categoria e che ci ha dato una grossa mano finché è stato in campo. E possiamo fargli solo un grande in bocca al lupo e dirgli che noi siamo vicini e lo aspettiamo. E lo aspettiamo, Francesco, lo aspettiamo ancora con la maglia dell'Acragas. L'abbiamo aspettato l'anno scorso, dico, come lui, come Aveni, che spero che rientri subito. E io ti dico, Andrea, questa è una piazza che ti vuole bene, ti ha aspettato è vero. E ti aspetterà. Devi essere forte perché questo fa parte del mondo del calcio. Il calcio dà e toglie. In questo momento sta togliendo Andrea, però ti dico, noi ti aspettiamo, tu fatti forza perché troverai una famiglia di nuovo ad accoglierti. Gaetano Di Caro, l'Acragas perde tanto con l'assenza di Andrea Scrugli, che torna sotto i ferri. È una sfortuna, perché infortunarsi per il secondo anno di fila nello stesso periodo, allo stesso ginocchio, se non è sfortuna questa, non so come si possa chiamare, però penso che chi lo sostituirà, e anzi chi lo ha sostituito al momento, poco fa parlavamo di Sepe, comunque ha fatto bene. Ovviamente un grosso in bocca al lupo ad Andrea e che ritorni il prima possibile. Senti Gigi, abbiamo parlato di te, di Tiago, di Marino, di Russo, di Sepe, ma c'è un altro difensore, un altro gigante della difesa bianco-azzurra, Cristian Riggio, che sta facendo veramente bene. Sì, Cristian, anche lui giovanissimo. Cristian sta facendo ma è veramente un mastino della difesa benissimo, sì. bianco-azzurra. Io e lui abbiamo giocato tantissime volte siete contro, molto amici, lo so. In primavera, allievi da sempre praticamente. Ci siamo sempre beccati nelle partite, quindi da sempre lui è sempre stato un difensore cattivo, rognoso e faccia da duro, ma poi è difficile da affrontare. Sì, un ragazzo squisito. Un ragazzo eccezionale, io e lui abbiamo un rapporto, davvero un buonissimo rapporto, siamo amici e stiamo quasi sempre insieme fuori dal campo. Che bel gruppo che c'è all'Acragas. Francesco, interrompo, ascoltiamolo, il gigante Cristian Riggio, l'abbiamo intervistato, sentiamolo. Beh, penso che noi stiamo facendo il nostro campionato, il nostro andamento sia positivo. Sicuramente abbiamo lasciato dei punti indietro che ci serviranno magari più avanti, ma questo non vuol dire che stiamo facendo male, anzi per me stiamo facendo un ottimo campionato, le aspettative noi le stiamo seguendo e il nostro obiettivo è la salvezza, quindi questo è il nostro campionato. Il Matera è un'ottima squadra, noi sicuramente andremo lì ad affrontarla col sangue agli occhi, daremo tutto per portare dei punti a casa. È una sfida importantissima e cercheremo di fare il risultato. Eccolo qui il nostro Cristian Riggio. Ciccio, cosa volevi aggiungere sul gigante buono, lo chiamiamo così, Cristian Hai Riggio? visto che personalità? Cioè, ormai hanno preso tutti coscienza dei propri mezzi. Per questo, poco fa, quando il mister diceva il rispetto della squadra, questo, perché sarebbe stato più facile prendere Tiago o metterlo in campo, invece il mister ha premiato chi in questi 2 mesi è sempre stato presente. Io dico che a volte non bastano 90 minuti, ma possono bastare pure 10 minuti. Cioè lui è entrato a Catania da veterano. Cioè a marcare gli attaccanti delle Catania. Cioè in quella partita là l'ho visto, sono rimasto
cioè, perché non è facile per un ragazzo entrare in quella... Anche i colleghi giornalisti di Catania mi hanno chiesto, ma questo chi è? Cioè, per farti, ecco perché il mister è andato, magari poi qualcuno dice, perché non... Ma il mister già aveva un ragazzo che era e tra l'altro, tra parentesi, Thiago ha accettato tranquillamente la panchina, anzi, è stato il primo a incoraggiare i titolari contro il Taranto. Guarda, ti posso dire una cosa, qua c'è Carillo che lo può testimoniare. Thiago è di una personalità, dal primo all'ultimo giorno si è sempre allenato come se la domenica doveva andare in gambo, è sempre stato con i compagni. No, ma su questo non c'era nessun dubbio, anzi, però ti voglio dire, il mister ha fatto la sua scelta bene, sa che ora può come allenatore condividi. Sì, è normale che condivido, dico, poi magari domenica potrebbe giocare Thiago, però, dico, però il mister ha dato il tempo pure, un giocatore importantissimo, ha dato il tempo pure a Thiago, lo ha messo subito in gambo, perché in quel momento magari qualcuno ha detto, ma come sta facendo uscire un terzino? Cioè, dico, perché poi siamo tutti allenatori, sappiamo fare tutti... Allora, guardiamo la classifica marcatori del campionato di Lega Pro Girone C, le prime posizioni ovviamente. In testa con 8 reti su 10 partite ci sono Negro del Matera e Caturano del Lecce. Poi con 7 reti troviamo Torromino del Lecce, con 5 reti Iannini del Matera, altro attaccante da mettere in considerazione. Poi Montini del Monopoli, Ripa della Juve Stabia, Tiscione ex Acragas del Fondi, anche lui con 5 reti, Pozzebon l'attaccante del Messina e Mazzeo del Foggia. Con 4 reti abbiamo Di Grazia, Catania ex Acragas, Saraniti, Vibonese ex Acragas, Armellino, un altro giocatore importantissimo del Matera, Gambino, il raffadalese del Cosenza, anche lui con 4 reti, e poi il nostro Zanini, detto Zano, il Jolly dell'Acragas. Con 3 reti c'è anche Daniele Marino dell'Acragas, doppietta con la Regina, poi gol contro il Taranto e 2 gol anche di Gomez, è giusto sottolinearlo, attaccante dell'Acragas che per adesso fatica a trovare la via del gol. Ciccio. Sì, perché lui fa un lavoro oscuro, perché prende tante botte, magari qualche arbitro dovrebbe fischiargli qualche punizione in più. Lui magari sta soffrendo per ora questa cosa di non segnare, però il mister come i compagni e tutti gli abbiamo dato fiducia perché ha sempre giocato, lui deve stare così solo come Pane ha sempre giocato. Sì, lui deve stare tranquillo perché i gol arrivano con la tranquillità. Certo. Per domenica qualcuno magari ha detto che il mister ha fatto uscire 2 minuti, secondo me ha fatto bene perché lui era ammonito, era nervoso, si beccava ma con il problema non è il fatto dell'ammonizione, il problema è che lui continuava a protestare. In quel momento là il mister è stato intelligente a toglierlo, dice a 2 minuti dalla fine aveva pure giocato male, lo levi, il pubblico, però il mister là è stato bravissimo perché secondo me lui in quei 2 minuti si faceva cacciare fuori, ma non perché era il nervosismo. Saremmo qui a parlare di un errore del nostro allenatore. A qualche tifoso voglio dire questo, guardate che è un ragazzo che alla fine corre, si impegna e con la sua tranquillità troverà i gol. Non andiamo addosso a un ragazzo che in gambo da tutto. Prossimo turno del campionato di Lega Pro Girone C, la giornata numero 11. La guardiamo insieme alla grafica. Casertana, Fondi, Catania, Paganese, Juve Stabia, Cosenza, il big match, le prime 2 della classe si affrontano allo stadio Via del Mare, Lecce Foggia, poi Matera Acragas, domenica alle ore 20:30, Melfi, Virtus Francavilla, Monopoli Catanzaro, Siracusa, Fidelisandria, Taranto Messina, Vibonese, Regina. E allora l'Acragas giocherà a Matera contro la squadra di Auteri, contro il bomber della categoria negro, Gigi Carillo. Che partita dovremmo aspettarci domenica? Il Matera che farà ovviamente la partita per battere l'Acragas e l'Acragas che di rimessa può dire la sua. Sono partite queste, come sappiamo, affascinanti, sono bellissime da giocare. Che tutti vorrebbero giocare. Tutti vorrebbero giocare queste partite. Si preparano da sole, come si suol dire in questi casi. Esatto, sono partite belle da giocare contro giocatori importanti.
in campi importanti e contro squadre che lottano per qualcosa di importante. Hai citato Negro, il bomber, l'attaccante del Matera, e non ha bisogno di presentazioni, è un giocatore molto forte. In proprietà del Benevento, tra l'altro, sì, Negro. Tecnico, esperto e che ha grande senso del gol, quindi sarà ancora di più stimolante per me, per noi, per i difensori e per tutta la squadra giocare contro un giocatore del genere. E aggiungerei anche Infantino, che è un giocatore importantissimo per il Matera e per questa categoria. Quindi, però, come hai detto tu, l'Agragas andrà a fare la sua partita. Abbiamo dimostrato a Foggia, a Catania e in altre partite che possiamo giocarcela con tutti e sicuramente venderemo cara la pelle. Prima di sentire Ciccio Nobile e anche il collega Di Caro, vediamo le quote di Matera Agragas. Linea a Davide Micichè, Goldbet via Esseneto. Vai Davide. Buonasera Davide, buonasera a tutti gli amici di Osservatorio Agragas. In questa nostra rubrica parleremo, oltre che di Agragas, anche di scommesse, delle quote che accompagneranno i biancoazzurri in questo campionato di Lega Pro. Partiamo subito col presentare la prossima gara, ovvero quella di Matera, dove i biancoazzurri sfideranno una delle squadre più in forma del torneo. Lo sanno i bookmakers, infatti favoritissima è la squadra di Auteri. Una vittoria del Matera è pagata a 1,53, un pareggio a 3,70, mentre una vittoria dei biancoazzurri è pagata quasi 6 volte la posta. Per quanto riguarda il numero dei gol della gara, per i bookmakers sarà una gara con meno di 3 gol, infatti la quota è di 1,73, una gara con più di 3 gol è pagata quasi 2 volte la posta. Per quanto riguarda le altre scommesse, nel corso di questa stagione formuleremo un'ipotetica scommessa vincente e per questa settimana abbiamo scelto 4 partite. Diamo fiducia ai biancoazzurri di Lello di Napoli. Dopo le ottime prove di Foggia e di Catania scommettiamo ancora su di loro. Poi diamo fiducia al Catania e al buon momento che sta vivendo dopo la vittoria con il Lecce per 2-0. Diamo fiducia anche alla Juve Stabia e soprattutto puntiamo una grossa X sul pareggio del big match della gara di lunedì tra Lecce e Foggia. Con 2 euro possiamo vincere quasi 50 euro. Ci vediamo la prossima settimana. Un saluto a tutti gli amanti dell'Agragas. Grazie Davide Micichè. Ciccio Nobile, dunque i favori del pronostico sono tutti per il Matera ed è giusto che sia così. Squadra costruita per provare a vincere il campionato, hanno speso una barca di soldi a Matera, un grande allenatore che viaggia ad una media di ingaggio abbastanza importante e poi giocatori di altissimo spessore. Sì, però ma l'Agragas noi abbiamo, loro troveranno il pane per i suoi denti, perciò siamo in una botte di ferro, no? Davide, loro hanno una grande squadra, però dico, noi abbiamo pure dietro, stiamo benissimo, ce la giochiamo con tutti. E come dicevi poco fa tu, loro devono pure stare attenti perché noi nelle contropiede siamo pericolosi. Facciamo male. E non solo in contropiede, perché anche su palla nativa l'Agragas sì, voglio dire, noi facciamo male a qualsiasi male. L'Agragas non è una squadretta che lascia stare Lecce, se tu ti ricordi Lecce, noi vincevamo, poi poi alla fine abbiamo preso 2 gol all'88esimo. No? Quando eravamo in attacco per provare a pareggiare. Quello è perché l'Agragas perché posso dire una cosa, perdere 2-1, perdere 3-1, perdere 4-1, sempre 3 punti sono. Per questa squadra non cambia niente. E neanche sono ragazzi che poi alla fine hanno preso 4 gol a Lecce e poi se lo sono portati dietro a Catania, a Foggia, no? Hanno dimenticato, perché ti dico l'incoscienza, perché questa è una squadra che sbarazzina, una squadra che sa giocare a pallone, cioè anche loro ci devono temere. Noi andremo là per farci la nostra partita come dice il mister, è giusto, sappiamo che incontriamo una delle migliori squadre. Rispetto sì, ma paura assolutamente no del Matera. No, rispettiamo la corazzata Matera. Questa squadra paura non ha di nessuno, questa squadra, ti ho detto, può andare là, può prendere 3 gol, può prendere 4, ma può pure farle, cioè
non c'è questa ossessione, mentre loro, cioè, se tu vai a leggere le dichiarazioni dell'allenatore, là vuole caricare la squadra, secondo me non si carica così, dicendo ha vinto 6-2, noi rischiavamo di perdere, ma conoscendo Auteri questa è tutta la manfrina che... Dico, noi non abbiamo bisogno di stimoli, queste partite si preparano da sole, anzi quando tu già sai che vai a incontrare Negro, Infantino, Iannini, cioè già tu sei preparato, poi il mister insieme allo staff studiano già la partita, si lavora la settimana. Leo Pellegrino, Nicola Barella. Cioè, già la squadra... Poi sai che vai in un campo dove cercheranno di vincere la partita. È un campo caldo quello di Matera. L'anno scorso l'Akragas ha perso 1-0 al 93esimo, credo. Si è perso all'ultimo. Questa è una squadra che va là a giocarsela. Ecco perché dico io, qua non si fanno i calcoli. I calcoli, lo sai quando lo fa questa squadra? Poco fa lui l'ha detto. Quando capisce di non poter vincere, dice la partita non la perdo. Cioè là è normale, no? Sentiamo Gaetano Di Caro sulla partita Matera-Akragas di domenica sera. 20:30. Incontreremo una delle squadre attrezzate per vincere il campionato, una delle, possiamo dire ormai non è più una realtà. In questi ultimi anni Lega Pro ha fatto sempre benissimo, è una delle difese meno perforate del campionato, una delle più prolifiche insieme alla Roma dei 3 campionati professionistici, quindi tra Serie A, B e Lega Pro. Quindi, super lavoro per la difesa bianco-azzurra. Però alla fine l'Akragas andrà lì a giocarsi la propria gara perché spensierata, non ha nulla da perdere, perché i punti salvezza principalmente non si devono andare a fare in questi campi contro determinate corazzate, però l'Akragas ha dimostrato che comunque non ha nulla da perdere e non ha paura di nessuno, quindi può andare a fare benissimo il risultato. Poi ovviamente quello come andrà, però comunque l'Akragas andrà a giocarsi la propria gara. Lecce-Foggia come finirà? Secco, uno. Il big match, vincerà il Lecce. Vincerà il Lecce. Ciccio, prego. Non abbiamo niente da perdere, perché alla fine se tu ora vai a vedere i punteggi, la classifica, quello che stanno facendo a differenza fra noi e gli altri sono i 3 punti a Catania e uno... Cioè noi andremo là per fare il risultato. Che non abbiamo niente da perdere, no, perché quando tu perdi. Però ti voglio dire, giocheremo senza assillo di vincere, senza non sono queste le gare da vincere per l'Akragas, senza preoccupazioni, almeno sulla carta. Però noi sappiamo che questi punti sono quelle che faranno la differenza come 3 punti per levarci, per levarci subito dalla basta vedere che, come ho detto poc'anzi, il Monopoli ha preso 4 gol e noi abbiamo rischiato di vincere. Juve Stabia e Catania ne hanno prese 3-2 e noi abbiamo vinto a Catania. Lecce-Foggia, Francesco, come finirà? Il big match, Lecce-Foggia finirà... Pareggio? No, vincerà il Foggia. Il Foggia? Ah, ok. Gigi Carillo. Per me un pareggio è quello sarebbe più giusto. Pareggio. Anche se il Lecce ha dalla parte sua lo stadio, però per me è un pareggio. Sarà il tutto esaurito allo stadio di Lecce. Io vi ricordo, domenica mattina a Palma di Montechiaro giocheranno le giovanili dell'Akragas contro il Siracusa. L'Under 15 giocherà alle ore 10, l'Under 17 alle ore 12. Akragas-Siracusa, gare da non perdere. Poi vi ricordo che il prossimo turno in casa dell'Akragas è contro il Melfi, sfida salvezza, sfida da vincere ad ogni costo, ma ci sarà tempo per parlare nella prossima puntata. Finisce qui la puntata 0 di Osservatorio Akragas su Teleacras. Ringrazio gli ospiti, ringrazio Gaetano Di Caro, grazie e buon lavoro con forzaAkragas.it. Grazie a Francesco Nobile, buon lavoro per preparare questa trasferta di Matera insieme allo staff tecnico. Grazie a voi per avermi invitato e Forza Akragas. È sempre Forza Akragas. Gigi Carillo, grazie di cuore per la tua presenza, noi ci vediamo
Grazie a te. nei prossimi grazie a giorni tutti. per la trasferta Certo. a Matera che faremo tutti insieme. Per tenervi aggiornati su tutto quello che accade in casa Akragas, collegatevi col sito ufficiale dell'Akragas, www.ssacragas.it, il sito dell'Akragas gestito egregiamente dai fratelli Giuseppe e Salvatore Barresi. Grazie a tutti per l'attenzione, appuntamento alla prima vera puntata di Osservatorio Akragas mercoledì prossimo alle ore 21 su Teleacras. Arrivederci.